Penalty Awards 2017 è tutto il calcio dilettantistico del quale il calcio vero non parla mai, ma i discorsi seri li fanno loro là sopra. Io in questo momento mi trovo nei camerini qua sotto e vado a disturbare, non c'è nessuno perché mi hanno visto con la telecamera, si sono nascosti, ma io li vado a disturbare. Vediamo. Permesso, posso? Allora, io mi chiamo Esael, Emanuele Pavano in arte Esael, sono un cantautore. Ah, quindi canterai? Canterò, sì. E sono stato invitato da Ettore perché sono finalista al Capitalent 2017. È un talent radiofonico di Radio Capital. Che conosco, che io conosco. Abbastanza conosciuto, sì. E quindi quest'anno con la mia canzone Parigi muore arriverò sono in finale. Parigi muore, però. Esatto, però sì, è una metafora. La pioggia cade lenta sul mio viso, cancella tutti i baci che hai lasciato, salire insieme in cima alle speranze, ma ricadere solo nel mio vuoto, di notte le mie mani nel mio letto senza te. Lontana lì dove sei. Fenomenale. E io vorrei avere la tua voce. Guarda, lo faccio io, Parigi muore, però non ti devi offendere, eh? Mi permetto di cantarla solo perché ci sei tu qua davanti. Ok. Stay with me. Mentre nel mio cuore Parigi muore. Allora, intanto ringrazio Ettore e saluto tutti coloro che vedranno questa bellissima rubrica Backstage. Un saluto da Esael. E non tagliare la canzone, mi raccomando. Non la taglio? No, non la tagliare. Io non la taglio, allora. Non la taglia. Lo facevo per te. L'ha promesso, Me la beccate tutta quanta la canzone, Parigi muore. Però questo microfono qua lo leviamo, faccio scegliere voi, lo levo il microfono oppure lo tengo. Siete pronti? Perché tra poco salirete sul palco. Sì, abbastanza carichi. Come vi chiamate? Io Giuseppe. Io Claudio. E ballate? Sì. Ma balli anche tu? Sì, certo. Se voi potesse essere il protagonista di un film che già esiste, quale film sarebbe? Bella domanda. Vai, dillo. Io subito Jack Sparrow dei Pirati dei Caraibi. Capitan Jack Sparrow. Tu invece? Non ho la più pallida idea, sinceramente. Non lo so. Per tutti quelli che stanno dicendo a Vaia che non gli viene in mente, sappiate che questi due poverini disgraziati fra pochissimo devono andare a ballare, si stavano preparando e hanno beccato me che gli rompo le palle qui sotto. Cosa fai qua? Io lo so, però dillo anche agli amici che ci guardano. Ma canto, o meglio ci provo. Penalty Awards, tutto il calcio dilettantistico del quale il calcio vero non parla. Ti voglio fare una domanda che non c'entra niente col calcio. Meno male, perché io di calcio sono poco incline. Ma pure io. Oh my gosh, look at her butt. Se tu vorresti essere il protagonista di un film, Sì. che film? Io già mi immagino la risposta. Non lo so, io forse mi vedo un po' come il protagonista del film di Io e Annie di Woody Allen. Non so perché, come tratti caratteriali, un po' nevrotico così. Io so, è strano, non sono il tipo tetro, non sono il tipo deprimente, io. Comunque io sono qua per il caffè, non vedo caffè, insomma. In Hai realtà preso il caffè? Non ho ancora capito il motivo per il quale io mi trovi qui adesso, per cui... Ma non sono devi un attimo suonare? sconnesso. Sì, dovrei suonare, probabilmente, ma ancora non lo so. Magari suona lui. Tipo asociale, insomma. Vabbè, era fiacco, gli facciamo fare un altro. Tutti gli amici di Penalty. Yeah, ciao. Ciao. How are you? People say, yo, Humpty, you're really funny looking. Deduco che voi siate ballerini. Sì. E allora che cosa ballerete? Che tipo di musica ballerete? Allora, sarà un mix di rumba e ciaccia. Aspetta, chi è? Dove sei? Sto bene. Va bene, quindi fra quanto vi esibite? Non lo so. Le 7. Salve, allora mi hanno detto che lei è la maestra di ballo, giusto? Sì. Come sono questi allievi?
fantastici. Vabbè, ci mancava il potere di... Bravissimi. E che si sono preparati? Sì, mi fanno un po' disperare, però alla fine poi il risultato è ottimo. Saluto finale a tutti gli amici di Penalty, però mi sembra giusto farlo tutti insieme, quindi io mi metto qua. Entrate tutti all'inquadratura. Ciao! Ciao! Posso avanti? Sono per l'intervista, salve, volevo fare una breve intervista per quello che si sta per svolgere, ho sentito cantare. Ah sì, io sarò l'apertura del programma. Allora, posso entrare? Certo. Ah, questo è il suo camerino, tutto per lei. Ah, ci dica, lei ha una voce meravigliosa. Come si chiama? Io sono Antonio Costa. Antonio Costa. Costa. Sì. Ho sentito quindi un tenore. Un tenore, sì. E mentre entravo, voglio fare un piccolo spoiler, l'ho sentita cantare All'alba vincerò. All'alba vincerò. Allora, fondamentalmente io non sono appassionato di calcio, ma so che questo premio che Ettore Tortorici ha creato è alla 4ª edizione. Sì. E che durante lo svolgimento di questo programma ci saranno delle premiazioni a parecchi giocatori del campionato siciliano. Prepariamoci! Ecco qui te. Eccolo qui, Ettore Tortorici, parlavamo, visto? Parli del diavolo e spuntano le corna. Ettore, parlaci un pochino di questo Penalty Awards. Allora, Penalty Awards è giunta alla sua 4ª edizione, è un evento che racchiude praticamente il meglio della stagione agonistica dilettantistica del calcio, è una passerella per i giocatori che sono meno famosi, quelli che guadagnano molto di meno e quelli che ogni domenica invece fanno un sacrificio perché magari lasciano la famiglia, lasciano gli amici, lasciano il lavoro pur di andare a rincorrere una palla in uno dei tanti campi polverosi della nostra bella Sicilia. Quindi fanno i chilometri. Tanti chilometri. Rimettendoci soldi. Anche, non alcune volte. Alcune volte, non sempre, ma molto spesso. E giocando anche in situazioni... Vabbè, comunque lo scopriremo durante questa puntata. Lo scopriremo solo vivendo. Lo scopriremo solo vivendo. Da Ciccio, Ettore che oramai si è dileguato. È andato. È Antonio Costa. Per il momento, ma solo per il momento è tutto. Ci racconti un pochino, perché è qui? Sono stata invitata per questa premiazione. E cosa si aspetta di vedere? Penso che faranno tante congratulazioni a questo signore che ha lavorato parecchio bene. Tutto qui. Non possiamo stare qui ad aspettare. Comunque va bene, come si sta trovando per ora? Bene, c'è parecchia gente, sono contenta. L'importante è questo. Un'altra domanda le voglio fare, che è sulla finora... È troppo difficile? No. Allora, lei intanto di calcio lo segue, il calcio lo segue? Un po', non troppo, non esageriamo. Allora, lei ha un film preferito? Ci pensi ma non lo dica. Tipo trucco di magia, tipo prendi la carta, guardala ma non me la dire. Lei pensi a un suo film preferito, all'attore protagonista o attrice protagonista e ci dica qual è il film nel quale lei voleva essere l'attrice protagonista. Avrebbe voluto essere. La principessa Sissi. Sì, lo amo. Non se l'aspettavo. Evviva! Un saluto affettuoso a tutti voi. E io lo accetto. Ciao! So che di nascosto proverai più gusto, vento sulla pelle, poi tempesta e mare grosso. L'idea di premiare i ragazzi giovani e le categorie calcistiche non so se sono dilettanti, non ne capisco molto. Meno, sì. Quindi, però è una bella idea, basta, e non mi ruolo a casa. Ma come? Questo battito animale, Penalty, questo qua, programma, no, carino, Tortorici sembra carino, sembra gentile, sembra bravo, mi fa piacere che aiuta le categorie minori. Wow!
Le volevo chiedere, parlando di penalty, cosa ne pensa di quello che si è visto finora? Devo dire che è una buona iniziativa e spero che abbia seguito, perché tante volte a Catania nascono delle cose e poi vanno nel dimenticatoio, è peccato. Hello, my real Sigmund brother. Hey baby, L'ideatore, il conduttore, che è un caro amico, Enzo Tortorici, è uno che quando fa le cose le porta avanti per un si spera per sempre, per un bel po'. Tanto ringraziamo gli organizzatori per averci invitato in questa splendida serata e grazie ancora. Spero che il nostro spettacolo sia stato di vostro gradimento. Come si sta dentro quella bolla? Fantastico, ve lo consiglio, anzi no, un po' pericoloso, però va benissimo. Si sta bene, si sta protetti. Ciao a tutti, ciao. Pronto per la quarta edizione dei Penalty Awards, il primo premio per i migliori sportivi dilettantistici siciliani, migliori giocatori, allenatori e dirigenti sul palco del Teatro Nino Martoglio di Belpasso. Saranno insigniti dei premi relativi alle proprie categorie. Andiamo a vedere come gli addetti ai lavori si stanno preparando per l'evento. Sì, un grande evento, perché diciamo che c'è il fiore all'occhiello del calcio siciliano dilettantistico. Fa piacere far parte di quelli che, tra virgolette, rappresentano questo modo nuovo anche di fare calcio e soprattutto l'ho fatto anche bene, perché quest'anno abbiamo avuto la fortuna di portare più di una squadra in Serie D, significa che si è lavorato bene e si è lavorato tanto. Fa piacere che in questa occasione si incontrano anche tanti ex compagni di squadra, persone con i quali abbiamo lavorato nell'ambito calcistico, e quindi è una cosa che ti fa piacere, ti onora e ti dà la voglia anche sempre di continuare a fare sempre meglio. Ci fa sempre piacere essere presenti, venire qui in nomination per questo prestigioso trofeo. Sicuramente abbiamo fatto bene, non benissimo in campionato, però dobbiamo ripartire da questa ultima delusione che abbiamo avuto in Coppa per cercare l'anno prossimo di fare una squadra davvero importante per la città di Paternò. Il Penalty Awards è arrivato alla sua quarta edizione, quindi segno che proprio il movimento dilettantistico siciliano è sempre più in crescita. Sì, assolutamente. Abbiamo davvero degli ottimi allenatori qui in Sicilia e anche una classe dirigenziale che si va sempre più affermando, e questo è di buon auspicio per il futuro del calcio dilettantistico siciliano. Per me è un onore essere qui, essere stato nominato per questo premio, diciamo, quindi mi ha fatto molto piacere venire, non l'ho sentita neanche i 200 km. Mister, un premio che è arrivato alla sua quarta edizione, che quindi testimonia la crescita di uno sport i cui addetti ai lavori si uniscono in occasioni del genere. Ma sicuramente è una bellissima vetrina per tutti gli addetti ai lavori ed è fatto molto bene, organizzato nei minimi dettagli, e sono convinto che questo può dare lustro a questo calcio dilettantistico che spesso viene un po' trascurato. Abbiamo il piacere alla quarta edizione dei Penalty Awards di poter insignire del premio stampa il qui presente Attilio Scuderi. Ciao Attilio, benvenuto e complimenti per lo straordinario lavoro che stai compiendo con Catanista e non solo. Grazie a voi e grazie soprattutto all'organizzazione di Penalty e per questo invito in questa gloriosa, dico io, premio e anche kermesse.
È una domanda che rivolgo a tanti e specialmente tu, in quanto rappresentante della stampa, puoi esprimere un giudizio più accurato. Se il Penalty Awards, come altri premi, sono arrivati a più edizioni, è perché il movimento sta crescendo e quindi gli addetti ai lavori sono sempre più uniti. No, quello sicuramente. Poi c'è anche la sagacia di Ettore Tortorici, del collega, che ormai è diventato un punto di riferimento anche per tutto quello che è il calcio, dalla Serie D, dall'eccellenza alla promozione, ma anche a livelli molto molto più alti. Insomma, questo è diventato, c'è il calcio dilettantistico siciliano che viene messo, diciamo così, in passerella, quindi bene così, e anno dopo anno cercheremo sempre di crescere, perché il calcio siciliano ha bisogno di crescere in un momento anche non facile, perché se andiamo a vedere, è vero, ci sarà un grandissimo spettacolo in Lega Pro con 6 squadre siciliane, però è anche vero che in Serie A e in Serie B ormai non c'è praticamente traccia di quello che è la grande espressione del calcio siciliano, e anche quello di andare a scovare talenti, secondo me, è uno dei grandi obiettivi che deve porsi tutto il movimento. E allora ringraziamo Attilio Scuderi, ci vediamo tra poco sul palco e un in bocca al lupo per il tuo futuro. Grazie a tutti voi, un in bocca al lupo a Penalty soprattutto. Penalty Awards 2017, quarta edizione. Tutto il meglio del calcio dilettantistico siciliano in un'unica grande serata. principessa nella tua fredda stanza guardi le stelle che tremano d'amore e di speranza. Penalty Awards 2017. Presenta Ettore Tortorici.
Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti alla quarta edizione dei Penalty Awards. Un saluto particolare intanto alla piccolina Gloria Paterè e al tenore straordinario Antonio Costa. Grazie, grazie. Che splendida apertura questa sera e abbiamo deciso di inaugurare questa nuova edizione dei Penalty Awards con un classico che rappresenta la voglia di energia che ogni singolo giocatore, che ogni singolo atleta, che ogni singolo allenatore mette quando va in campo. Anche quest'anno naturalmente non poteva mancare questa kermesse che premia i migliori del campionato di eccellenza, di promozione, di prima categoria e come al solito anche in questa occasione una passerella per tanti amici legati al mondo della musica, dell'arte, del giornalismo, ma anche e soprattutto della solidarietà. È una quarta edizione molto importante perché siamo ospiti di una straordinaria realtà che è quella di Belpasso e allora mi sembra doveroso chiamare qui sul palco il sindaco di Belpasso, ovvero Carlo Caputo. Penalty Awards 2017, quarta edizione, un'esclusiva Play Village. Allora, signor Sindaco, ci siamo, quarta edizione, Belpasso ospita questa kermesse dedicata al mondo del calcio dilettantistico, siamo contenti perché è veramente una location meravigliosa, non è soltanto questo bel teatro Nino Martoglio, ma tutto l'intero paese ancora una volta offre tantissimo, soprattutto per quelli che vengono dall'altra parte della Sicilia. Se lo dice lei mi fa più piacere, se lo dico io magari non sono tanto credibile. Sì, è stato un piacere ospitare questo evento sportivo. Noi come squadra di calcio quest'anno non siamo stati fortunatissimi, però so di alcuni movimenti che si stanno creando attorno alle nostre società, alle nostre realtà sportive e quindi speriamo bene. Benissimo, sarà una serata all'insegna delle premiazioni e anche di molte passerelle. Ci vediamo dopo. Grazie signor Sindaco. Il sindaco di Belpasso, Carlo Caputo. Penalty Awards 2017, quarta edizione. Allora, siccome noi non ci vogliamo far mancare nulla all'interno di questa kermesse dedicata al calcio dilettantistico, il presidente della Lega Nazionale Dilettanti della Federazione Italiana Gioco Calcio, ovvero Santino Lopresti. Buonasera Presidente, buonasera. Ancora una volta presente ai Penalty Awards, mi piace questo connubio tra la federazione e una trasmissione televisiva che giunge nella sua conclusione con questa kermesse di premiazione. Sì, mi pare che questo sia il terzo anno che partecipo e quindi vengo con piacere, anche perché, come dire, si dà il giusto riconoscimento, poi tu fai questo lavoro importantissimo del riconoscimento che dai a tanti atleti, a tanti tecnici, a tanti dirigenti che si impegnano in modo volontario e questo quindi va detto, a mettere su una squadra. Poi magari abbiamo altri problemi, i problemi del campo, i problemi di strutture, ce ne sono un po' in tutta la Sicilia, seppur la regione ora ha tirato fuori un po' i 50 milioni che erano previsti, abbiamo molti campi che andranno quest'anno probabilmente a finanziamento definitivo, però i problemi ci sono e quindi le amministrazioni devono capire che questo è uno sport, è un gioco e però è anche un impegno sociale, perché attorno ad una squadra di calcio di un paese si concentrano non solo la prima squadra ma tanti ragazzi che anziché non fare niente o fare qualcosa di negativo invece fanno qualcosa di positivo attorno ad una struttura e quindi io devo ringraziare tutti questi dirigenti che con il loro impegno... E questa sera ce ne sono tanti, ma non solo il loro impegno e talvolta si sostituiscono anche alle pubbliche amministrazioni. Io ritengo che questo non debba avvenire perché è anche un compito istituzionale quello di garantire la socializzazione tra le persone in un momento in cui questa società così multimediale, così globalizzata se vogliamo, tende all'isolamento piuttosto che al metterci insieme. Perfetto Presidente, la giusta introduzione a questo evento, ci vediamo dopo per un momento della premiazione. Ci siamo, adesso è il momento di conoscere subito le prime nomination che salgono qui sul palco per vincere finalmente i Penalty Awards. Parliamo di prima categoria ed iniziamo subito con le nomination quale miglior allenatore di prima categoria e li invitiamo chiaramente qui sul palco. Sono in nomination Alessandro De Maria del
Mister Bianco, Marco Mineo della Bagheria Città delle Ville e Salvo Palumbo della Paternese. Prima categoria, miglior allenatore. Ciao Salvo, ben trovato, ben trovato. La Bagheria, città meravigliosa. Ciao Marco. Alessandro, eccolo qua, Alessandro De Maria. Ci siamo, è il momento di conoscere tra pochissimo chi vince la nomination come miglior allenatore di prima categoria. A premiare l'allenatore invitiamo qui sul palco Renato Marletta, chi non lo conosce? Renato Marletta, che da quando non è più presidente dell'AIEC di Catania ha un mezzo pensiero, ritornare a fare l'allenatore, ma chissà, vedremo, non so cosa succederà, vedremo. Buonasera Renato, buonasera. Ah, va benissimo, ok, perfetto. Allora, subito la busta da consegnare a Renato Marletta, perché sarà lui a svelarci il nome. Eccola qui la busta, la nostra Federica ce la consegna. Bene, allora, siamo pronti? Miglior allenatore di prima categoria. Alessandro Di Maria. Mister Bianco. Diamo subito... Certo, gli altri non sono da meno. Consegniamo la targa ad Alessandro De Maria, perfetto, primo classificato. Tra poco arriveranno anche le targhe per quanto riguarda gli altri due che sono andati in nomination. Nel frattempo facciamo subito una battuta e la facciamo con Alessandro, perché è colui che ha vinto. Alessandro, accoppiata straordinaria quest'anno con il Mister Bianco, meglio di così non poteva andare, coppa e primo posto in classifica. Sì, un'annata diciamo trionfale sotto questo aspetto. Ringrazio la società e i ragazzi che hanno fatto una grandissima stagione, 120 gol in tutta la stagione tra Coppa e Campionato, sono tanta roba. Certo, anche tanta roba. Subito anche per Marco Mineo la targa e l'altra anche per Salvo Palumbo della Paternese, battuta anche con la nuova realtà di Paternò, anche se le voci dicono di una probabile fusione con il Real Città di Paternò, però sono soltanto voci. Che io sappia ancora non so nulla, per cui di questa situazione non mi compete. Però devo dire anche che ringrazio molto la società e i ragazzi che mi stanno facendo vivere queste emozioni insieme a tutti voi. Perfetto, grazie. Allora, Bagheria che ritorna nel calcio che conta, seppur in promozione, però è la dimostrazione che c'è voglia di ritornare ad essere molto competitivi. Ma speriamo che ci possa essere un proseguo a quello che abbiamo fatto quest'anno e stiamo lavorando perché la società si sta mettendo a disposizione per fare una buona squadra in promozione e speriamo che ci riusciamo. Benissimo, l'augurio è quello chiaramente di portare sempre più in alto il nome di Bagheria. Consegniamo anche a Renato Marletta la targa di presenza qui all'interno dei Penalty Awards 2017. Naturalmente un piccolo inciso, ci auguriamo che tutti gli allenatori premiati siano associati all'AIAC. Certo, ci mancherebbe, ed è probabile che dalla prossima stagione, se non si è associati all'AIAC, non si può partecipare. Benissimo, grazie a Renato Marletta, grazie anche ai componenti della prima selezione, quella riguardante il miglior allenatore nel campionato di prima categoria, vinta da Alessandro Di Maria del Mister Bianco. Adesso andiamo avanti, è il momento di premiare il dirigente, il miglior dirigente per quanto riguarda la prima categoria. Vado subito a leggere i nomi che sono in nomination per quanto riguarda questa edizione. Abbiamo Domenico Scavuzzo del Gangi, Gianni Grasso della Nuova Sportiva del Golfo e Massimo Casertano Sporting Augusta. Sporting Augusta con questa incredibile ascesa. Prego, accomodatevi. Presidente del Gangi, presidente della Nuova Sportiva del Golfo. Allora, è stata una dura battaglia, una dura battaglia. Anche la selezione delle nomination diventa veramente battaglia ogni anno. E per premiare il miglior dirigente di prima categoria invito qui sul palco un dirigente anche sportivo, anche se lui adesso si occupa di marketing e altro, ovvero Maurizio Ciancio.
Maurizio Ciancio, eccolo qui, ci siamo. Ciao Maurizio, ben trovato, ben trovato. Consegniamo la busta a Maurizio Ciancio. Allora, siamo pronti Maurizio? Vediamo un po' chi vince. Allora, miglior dirigente stagione 2016-2017, Domenico Scavuzzo della Gangi Calcio. Oh, bene, Gangi che ritorna in auge. La diamo a Maurizio perché sarà lui stesso a consegnarla. Eccola qui, perfetto, al centro. Portiamo anche le altre 2 targhe per gli altri dirigenti. Nel frattempo facciamo una battuta veloce anche con il presidente del Gangi che finalmente, ritorna dopo tanto tempo in una categoria un po' più accettabile, ovvero la promozione. Di sacrifici, una volta tanto un riconoscimento fa bene per il proseguo, no? Benissimo, adesso siete soltanto all'inizio dell'opera però, eh? Sì, certo, la società sta attrezzando per continuare a fare bene, i sacrifici voi lo sapete, anche perché siete molto competenti e sicuramente lo sapete come stanno le cose, sono tanti, però stiamo cercando di riportare il Gangi dove effettivamente merita di stare. Perfetto, mentre invece qui questo presidente un paio di anni fa lo ha vinto con l'Alcamo e adesso è ritornato con un'altra squadra praticamente, la nuova sportiva del Golfo di Castellammare del Golfo. Nel frattempo possiamo già consegnare chiaramente Massimo Casertano e l'altro, ecco lo consegniamo. Questa è tua, perfetto, non ci confondiamo, benissimo. Allora dicevo Presidente, è anche vero che insomma si ricomincia da capo? Si ritorna indietro per ritornare a vincere di nuovo? Beh, questi campionati sono bellissimi, dalla terza fino all'eccellenza. Credo che ad Alcamo abbiamo sfiorato un sogno per la Serie D ed è stato bellissimo. Un anno sabbatico, l'anno scorso sono ripartito dalla prima con la nuova sportiva, un progetto che ci doveva portare in promozione non subito ma fra qualche anno. Avete bruciato le tappe? Abbiamo bruciato le tappe e ci siamo ritrovati lì e grazie al mister e a tutta la dirigenza e soprattutto ai giocatori e vorrei ringraziare su tutti il capitano Castiglione. Siamo arrivati su con 70 punti su 26 gare. E sono moltissime. Mentre invece il presidente dello Sporting Augusta era partito 3 anni fa quasi per gioco, in 3 anni avete veramente bruciato le tappe, adesso siete in promozione, seconda squadra di Augusta e sappiamo benissimo i problemi che ci sono all'interno soprattutto di una struttura sportiva che non esiste, ma di questo momentaneamente non ne parliamo della soddisfazione di questa stagione. Sì, abbiamo portato a coronamento un progetto che è nato nel 2014 assieme all'amico Angelo Santanello con cui voglio condividere questo momento. È un progetto che è partito dalla terza categoria e l'anno scorso eravamo in seconda, quest'anno dalla prima alla promozione. Eroi dal momento in cui noi purtroppo non possiamo avvalerci di una struttura comunale, avendo il campo sportivo chiuso da 12 anni, non abbiamo nessun sostegno dall'amministrazione, però abbiamo la forza della passione e dell'amore. Noi abbiamo voluto rimarcare questi valori, questi elementi nella maglietta con cui abbiamo celebrato la promozione. Abbiamo scritto: l'amore e la passione ci hanno condotti in promozione. E se mi consenti una battuta, questo mi riconduce a un ringraziamento e a un complimento accorato che voglio dedicarti, perché credo che il calcio dilettantistico si nutra di occasioni e di momenti come questi, perché troppe volte a luci di riflettori spenti, e quindi l'amore e la passione sono poi gli elementi fondanti che ci portano a fare quei sacrifici a cui faceva riferimento il Presidente della Lega. Siamo assolutamente d'accordo, complimenti. Consegniamo a Maurizio Ciancio anche la targa, ricordo, per la partecipazione naturalmente ai Penalty Awards. Maurizio Ciancio, amministratore di Pianeta Vacanze, però è anche vero responsabile marketing di parecchie società anche professionistiche di calcio. Vabbè, il calcio abbiamo fatto per 9 anni il Catania, adesso cominciamo una nuova avventura che è quella della Sicula Leonzio e poi aiutiamo anche la pallavolo, il calcio a 5, insomma. Presenti nello sport. Questo sempre. Perfetto, grazie ai vincitori di tutte le nomination e in modo particolare quella riguardante il miglior dirigente, al bravissimo Domenico Scavuzzo da Gangi. Grazie, complimenti, grazie.
Siccome sono soltanto 8 i gironi di prima categoria, era impossibile mettere ogni ruolo perché veramente sennò sarebbe stato impossibile poi la selezione. Allora, proprio per la prima categoria il premio finale riguarda il miglior giocatore tra gli 8 gironi appunto che ci sono qui in Sicilia. Quindi a questo punto è il momento di leggere le nomination, quale miglior giocatore per quanto riguarda la prima categoria per questa stagione 2016-2017. E chiaramente li invitiamo qui sul palco. Cosimo Montalto, FC Motta, Danilo Sabellini della New Modica ed infine Andrea Sidoti del Gioiosa. Ci raggiungono qui sul palco. Eccolo qui Cosimo. Ciao caro. Salve. Dove sta l'altro Andrea Sidoti? Non è ancora arrivato Andrea Sidoti? Non è ancora arrivato Andrea Sidoti, bella Gioiosa. Strano, molto strano. Aveva confermato la sua presenza fino a questa mattina. Va bene, vedremo cosa succederà. Eventualmente ritirerà il premio in un secondo momento. Allora, per consegnare il premio quale miglior giocatore di prima categoria, io invito qui sul palco per consegnare appunto la targa come primo classificato Nino Cannavò, dirigente sportivo, che un po' tutti conosciamo noi del mondo del calcio dilettantistico. Nino Cannavò, sei una leggenda e lo sanno tutti perché in molti ti conoscono. Ciao, buonasera, come stai? Tutto a posto? Conosci anche Cosimo, lo hai visto crescere. E poi abbiamo anche il giocatore che quest'anno ha vinto con il New Modica il campionato, ovvero Danilo Sabellini. Allora, consegniamo subito la busta a Nino Cannavò, dirigente sportivo storico del calcio siciliano. Hai bisogno degli occhiali? No, che vecchio. Apri la busta, vediamo un pochettino. Non sappiamo chi ha vinto, quindi noi non conosciamo il vincitore. Se ci sarà eventualmente bene, altrimenti lo ritirerà in un secondo momento. Vediamo un pochettino. Vince Andrea Sidoti, Gioiosa Calcio. Perfetto, allora non c'è, ma come se avesse vinto lo stesso. Consegniamo allora a questo punto le 2 targhe ai 2 nominati per quanto riguarda la categoria di prima categoria. Lo possiamo consegnare a Danilo e a Cosimo. Facciamo subito una battuta anche con Danilo. Modica, che ha sofferto un po' negli anni, adesso ultimamente insomma sembra aver riordinato le idee e probabilmente magari si presenterà la prossima stagione con più determinazione, perché il campionato di promozione è assolutamente diverso rispetto a quello della prima. Sì, anche perché quest'anno abbiamo sposato un progetto di tutti i modicani e spero di riproporlo il prossimo anno. Benissimo, noi ce l'auguriamo. Così come ci auguriamo che Cosimo Montalto magari insomma anche la prossima stagione i suoi gol li faccia anche ancora una volta con il Motta. Beh, ancora è un po' presto, quindi io penso che alla fine la cosa positiva è stata quest'anno di portare il Motta, un paesino piccolo, nelle categorie che contano. Non è che la prima categoria non conta, però è già un altro tipo di palcoscenico. Quindi un paesino come Motta fa piacere che torni in queste categorie. È vero. Una battuta con Nino. Nino, senti una cosa, dimmi. Guarda che lui è un grande bomber. Lo sappiamo, lo conosciamo in molti. Lo conosciamo in molti. Senti, ma è vero che adesso non vivi più in Italia, vivi a Londra? E che stai seguendo anche un po' il calcio inglese, che è totalmente diverso rispetto a quello italiano? Sì, vero, ma io non è che vivo a Londra. Vado e vengo a Londra, io sono residente qua, sono orgoglioso di essere catanese e non abbandonerò mai la... Giusto. Quindi assolutamente. Ma è un calcio diverso quello inglese, perché so che lo vedi spesso. Ci sono alcune regole nel settore giovanile, nelle scuole calcio, che sono un po' più rigide e diverse da quelle nostre. Comunque io preciso con questa storia così, la chiudiamo, io amo Catania, sono innamorato della via Etnea, per me Catania è una delle città più belle che esistono al mondo. Giusto, bene. Consegniamo anche a Nino Cannavò la targa ricordo di partecipazione ai Penalty Awards, anche per Nino Cannavò. Grazie Nino. Dimmi. Il microfono desidero ringraziare per il passato il mio caro affettuoso
dottor Proto. È vero, grazie ragazzi, in bocca al lupo per la prossima stagione, grazie. Nomination della prima categoria che è stata vinta da un giocatore del Gioiosa che purtroppo è assente e che eventualmente ritirerà poi in un secondo momento, Andrea Sidoti appunto della Gioiosa. Allora, ci sono due amici che quest'anno insomma ho voluto inserire in scaletta perché insomma sono stati molto presenti all'interno un po' delle nostre discussioni calcistiche. Uno un po' meno, se devo essere esatto e preciso, perché non si occupa di sport, mentre invece l'altro si occupa veramente di sport. Sono due amici veramente che conosco da tantissimo tempo, Antonello Zitelli e Salvo Pappalardo, che invito qui sul palco. Buonasera Antonello. E dov'è il mitico Salvo Pappalardo? Eccolo qui, anche lui una penna conosciutissima nel calcio dilettantistico. Buonasera, vi conoscevate? Sì, certo. Allora, iniziamo con quello che non si occupa di sport, perché insomma volutamente hai fatto altro, ti sei occupato di un altro tipo di giornalismo. Tant'è che mi sono chiesto, ma perché ha pensato a me? Perché comunque è anche vero che sei una persona che attenziona però volendo tutto a 360 gradi, magari non lo scrivi. Assolutamente sì, poi mi hai riportato un po' indietro nel tempo perché parlandomi di sport, parlandomi di calcio, mi hai fatto pensare a quando mi interessavo di calcio, a quando giocavo in strada in un piccolo paesino dalla provincia di Enna, quando la porta, non so se tanti se lo ricordano, io quando avevo un'altra pettinatura giocavo in strada e la porta si faceva con le pietre. È vero. Una da una parte e una dall'altra. Oppure con gli zaini anche. Scusa, si faceva con i libri. Appunto con gli zaini. Quando c'era il Super Tele, il Super Santos e il San Siro. Col Super Tele andavi sul sito perché potevi tirare il lungo e il largo, non succedeva niente. Il San Siro era un po' impegnativo, costava anche di più. Costava anche di più e facevi anche qualche danno, infatti ti costringeva spesso a correre perché rompevi qualche vetro oppure lo lanciavi su una saracinesca e c'era qualcuno che si lamentava. Adesso questo non succede più. È una bella favola, grazie Antonello Zitelli. E adesso invece colui che invece insomma sì, che ne ha scritto di parole per il calcio, anche e soprattutto quello giovanile ma anche quello dilettantistico, Salvo Pappalardo. Io ho cominciato nel 1970 con il leggendario Sportivissimo, poi sono andato alla Sicilia nel 73 e lì ho cominciato veramente la mia carriera. E ho scritto un po' di tutto, da Bronte a Ispica, a Pozzallo, a Paternò, tutta la Sicilia. Ma non ti sei fatto mancare nessuna provincia? No, tutta la Sicilia orientale, a Ovest no, non ci sono andato. Perfetto, allora noi di Penalty Awards vi vogliamo insomma omaggiare di una targa perché è stato bello avervi qui sul palco a raccontare le favole del passato ma anche i sogni di un bambino piccolino che a suo tempo giocava anche a pallone. Eccoli qui le due targhe per Antonello Zitelli e Salvo Pappalardo, grazie. Grazie per la partecipazione, grazie Antonello, grazie Salvo, gentilissimi, grazie. Allora, parliamo di promozione adesso e in questo caso parliamo chiaramente del miglior portiere, del miglior difensore, miglior centrocampista, miglior attaccante, miglior allenatore e anche miglior dirigente. Subito le nomination per quanto riguarda il ruolo del portiere ed invito qui sul palco i tre candidati: Andrea Gugliotta della Ionica, Mattias Funari del Canicattì e Giuseppe D'Antone dell'Atletico Catania. Ciao Mattias, eccoli qui i portieri. Gugliotta. Ciao. Vi conoscevate? Sì, meno male nell'ambiente ci si conosce. Loro sono più giovani, vabbè, ci mancherebbe. Consegniamo la busta a José Sorbello. Eccola qui la busta, perfetto. Apriamo subito la busta, siamo molto curiosi perché questo è un ruolo importantissimo. Dico bene, mister? Certo. Allora, miglior portiere stagione 2016-2017, Mattias Funari. Funari. Ah, se non c'è l'accento. Giusto, hai ragione. Allora, Canicattì. No, è giusto, non c'è l'accento. O le scuole. Assolutamente sì. Mattias Funari,
Canichetti di calcio. Perfetto, ok. Allora subito la targa da consegnare a Mattias che vince la targa come miglior portiere del campionato di promozione. Perfetto. Consegniamo anche le 2 targhe ai 2 che sono andati in nomination. Nel frattempo scambio una battuta con Mattias che non è siciliano ma è romano, per l'occasione trasferito in questo profondo sud ma in una bellissima realtà che è chiaramente Canicattì. Assolutamente, sì, la Sicilia mi ha adottato, diciamo, sono arrivato ad agosto, fino ad oggi sono qua, spero il prossimo anno di restare in Sicilia e rimanere attaccato ai colori del Canicattì Calcio perché è veramente una piazza bellissima con persone fantastiche. Bravissimo, hai ragione, hai ragione. Beh, la Ionica non ha vinto il campionato, però è anche vero che avete fatto una stagione meravigliosa. Sì, questo senza dubbio, abbiamo fatto una grande stagione, purtroppo è andata male il playoff, però come... Ci ritenterete la prossima stagione. Senza dubbio, e sappiamo tutti che le sconfitte aiutano a crescere. Bravo, sentite un po' come parla, le sconfitte aiutano a crescere, voi invece quest'anno avete vinto un campionato bellissimo sino all'ultimo incerto con... avversari che veramente vi hanno dato filo da torcere, poi alla fine il tasso tecnico probabilmente è stato dalla vostra parte. Porti a casa una nomination, ma credo che tutta la difesa dell'Atletico sia stata grandiosa. Sì, sicuramente abbiamo subito solo 13 gol in tutto il campionato, è stato uno dei campionati per quanto mi riguarda più difficili perché qualcun altro l'ho vinto in carriera e di solito non vince sempre il migliore, non voglio dire che non eravamo i migliori, ma comunque il gruppo è stato fondamentale per arrivare alla vittoria finale. E ci siete riusciti. Grazie ragazzi, complimenti a tutti, buon ritorno a casa, grazie, grazie. È importante dire che questo signore da quest'anno è un allenatore di calcio UEFA B abilitato, È grande. quindi ha un futuro davanti. Assolutamente sì, siamo tutti d'accordo, grazie. Bene. Abbiamo parlato di difesa, beh allora a questo punto invitiamo subito i ragazzi che sono in nomination quale miglior difensore del campionato di promozione. Ed invitiamo qui sul palco Salvatore Leo della città di Messina, Gero Iannello del Canicattì ed Alberto Mondello del Camaro. Miglior difensore del campionato di promozione. Salve, stanno per arrivare gli altri, eccoli. Manca Gero Iannello del Canicattì. Mi avevano detto che era arrivato. E vabbè, è scomparso pure lui. Vabbè. Allora a questo punto cambia poco perché tanto le nomination sono state già definite, anche il vincitore. Invito qui sul palco per consegnare la palma quale miglior difensore del campionato di promozione il presidente dell'AIAC di Enna, Salvatore Rizzo dell'AIAC di Enna. Mi hanno dato 30.000 cartelline e vado in tilt. Grazie, grazie. Allora, possiamo consegnare la busta per conoscere il nome del vincitore? Eccolo qui, perfetto. Siamo pronti, Presidente? Vediamo un po' chi vince. C'è un terzo, però in questo momento è assente. Vince? Miglior difensore Salvatore Leo, città di Messina. Città di Messina, perfetto. Bene, allora, Città di Messina che vince il campionato attraverso i playoff e poi premia anche Salvatore Leo come miglior difensore per quanto riguarda la stagione 2016-2017 nel campionato di promozione. Consegniamo anche l'altra targa naturalmente ad Alberto Mondello del Camaro. Battuta subito iniziale con il vincitore. Città di Messina che ritorna prepotentemente attraverso una porta di servizio secondaria, però strameritata la vittoria finale in un campionato che vi ha visto anche protagonisti soprattutto nei playoff. Sì, sicuramente come obiettivo già c'eravamo vincere il campionato, ma merito anche il Camaro che ha fatto un campionato eccezionale. Non ci aspettavamo che dalla quarta posizione riusciamo ad arrivare fino in finale, perché giocare playoff, finali playoff sempre fuori casa non è mai facile. Un ringraziamento va specialmente al mister Bellinvia che con la sua professionalità ci ha aiutato a vincere il campionato, arrivare in eccellenza.
Complimenti, complimenti. Camaro che ha veramente fatto un campionato bellissimo, cioè nulla da dire, avete veramente abbondantemente prima della fine della stagione vinto insomma, attraverso un percorso di grandi vittorie, e tu addirittura quasi da capocannoniere, perché insomma sei un difensore ma hai fatto veramente tantissime reti. Buonasera a tutti. Sì, le aspettative inizio anno non erano quelle, poi pian piano, vittoria dopo vittoria, il gruppo si è consolidato molto e niente, siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo di vincere il campionato. Che bella realtà quella del Camaro. Allora a questo punto consegniamo anche la targa a Salvatore Rizzo dell'AIAC di Enna e diamo subito una battuta. Enna manca in questa situazione. Perché manca Enna? Le squadre ci sono, c'è voglia di emergere oppure in questo momento c'è calma piatta? Veramente quest'anno non manca Enna, c'è stata il Troina. Sì, vabbè, è vero, ci dimentichiamo che Troina è Enna, questo è anche vero, sì, però è anche vero che una squadra, insomma, meriterebbe più, soprattutto anche il capoluogo di provincia. Senz'altro, soprattutto la squadra dell'Enna, il capoluogo, che quest'anno non ha raggiunto nemmeno i playoff, però speriamo che l'anno prossimo raggiunga pure l'Enna la promozione. Ce l'auguriamo tutti. Grazie ragazzi, complimenti ancora, buon ritorno, grazie, grazie, grazie. Salve Daniele, salve. Ciao Alberto. Esclusivista per la Sicilia del marchio Mobilferm. Infoline 336 9207 27. DR Cannavò SRL. Distribuzione ricambi auto. La vera professionalità, la giusta competenza con oltre 30 anni di esperienza nella distribuzione di ricambi auto in tutta la Sicilia. DR Cannavò SRL. Unici, efficaci, con il miglior assortimento delle marche più prestigiose nel campo della ricambistica auto. Tiranteria e bracci Moog, filtri Wix, frizioni AP, ricambi asiatici IPS Parts. DR Cannavò SRL. Distribuzione ricambi auto. Via Sonnino 23, Mister Bianco, Catania. Infoline 095 48 42 07. Seguici anche su www.drcannavò.it. Allora, l'avevo anticipato, è il momento di premiare un'eccellenza siciliana ed invito qui sul palco un presidente importantissimo, personalmente molto importante. Ho avuto modo di lavorare con lui ed è una persona a cui io voglio veramente molto molto bene, il presidente Franco Proto. Penalty Awards 2017, quarta edizione, un'esclusiva Play Village. Presidente Proto, sono contentissimo di averla qui sul palco dei Penalty Awards.
Grazie per l'invito, io condivido qui un po' di, come si dice, di provincialità, perché ho visto Zitelli che è di Troina, lui non l'ha detto ma io questo lo rendo visibile, Pagana che è nato lo stesso giorno mio e io, quindi significa che la provincia di Enna attraverso la provincia porta ambizioni, porta prospettive e porta soprattutto quello che io dico sempre, guardare in alto, quindi avere delle prospettive, porsi sempre degli obiettivi, creare nuovi scopi e non gestire mai scopi nuovi. Ecco, quello di creare uno scopo sempre a Troina è stata una politica vincente. Bravo, giusto. La prospettiva a questo punto vincente è legata in questo caso sia al Messina, ma che insomma vede anche investito il ruolo di mente anche dell'Atletico Catania. Devo dire che mi sono appassionato, ho vissuto un'annata bellissima con dei competitor fortissimi in termini sia di gestione delle società che erano i nostri competitor, sia in termini di risultati. Devo dire che è stato un campionato affascinante, come diceva Beppe D'Antoni, le squadre erano equilibratissime, voi sapete che nel calcio chiaramente l'equilibrio è sottile. Alla fine abbiamo vinto noi al 90°, devo dire che sia il Ragusa che il Paternò erano due squadre che meritavano sul campo di vincere il campionato come noi. Bella questa cosa, molto sportiva. Bene, allora sarà il sindaco di Belpasso a premiarla per questo suo ruolo di eccellenza siciliana ed invito qui il sindaco appunto di Belpasso, Carlo Caputo. Conosceva il presidente Proto? Allora, di fama, quindi una buona conoscenza in questo caso. Consegniamo al sindaco il premio da consegnare al presidente Franco Proto. Eccolo qua, il premio eccellenza siciliana al presidente della Ciriale Franco Proto, e insieme naturalmente alla bella bottiglia del digestivo siciliano Spinamara, che è uno dei nostri sponsor partner. È buonissimo, presidente. Post serata. Post serata, magari dopo una bella vittoria. Perfetto. Devo rimandare allora l'anno prossimo. Già una vittoria con l'Atletico, è una vittoria anche importante perché la salvezza del Messina è passata anche attraverso tanti sforzi. È stato un campionato difficilissimo perché lì si rischiava la regolarità del campionato. Devo dire che abbiamo utilizzato quella che è una cultura istituzionale, cioè nel senso di portare a termine il campionato con regolarità, e poi devo dire anche i risultati sportivi quest'anno sono stati risultati forti, determinanti, soprattutto quando c'è una sovrapposizione di tempo, di gestione di una risorsa con due campionati, con due obiettivi diversi, la cui finalità è la stessa, il mantenimento di una categoria e invece fare un salto di categoria. È vero, è vero. Consegniamo anche al sindaco di Belpasso, Carlo Caputo, il ricordo anche lui di eccellenza siciliana, insieme naturalmente a Spinamara, il digestivo tutto siciliano che è presente oggi nei nostri Penalty Awards. Grazie, grazie Presidente. Grazie ancora, complimenti, complimenti. Occhio se vi cade la bottiglia. Passiamo adesso al campionato di promozione, siamo arrivati al momento delle nomination legate al miglior centrocampista per quanto riguarda questa stagione 2016-2017. Invitiamo qui sul palco Pietro Cutaia della Nuova Città di Caccamo, Ciccio Arena del CUS Palermo ed Antonio Arlotta del Villabate Calcio. Salve ragazzi, salve, salve, salve. Giovani e rampanti, giovani e rampanti. Vediamo un po' chi vi premia. Un personaggio che ha legato il proprio nome al management sportivo, un amico di Penalty, nonché anche insomma realtà locale di Belpasso, ovvero Davide Santonocito, che invitiamo qui sul palco. Allora attenzione, attenzione, Davide, consegniamo la busta a Davide Santonocito, così sarà lui a comunicarci il nome del vincitore. Davide, vediamo un pochettino, è un ruolo importante quello del centrocampista, mica è un ruolo qualsiasi. Vince la categoria miglior centrocampista del campionato di promozione Francesco Arena, CUS Palermo. Francesco Arena del CUS Palermo, bravo, complimenti. Complimenti anche chiaramente agli altri che sono andati in nomination, a Ciccio Arena subito la targa per il ruolo di primo classificato come migliore centrocampista. Eccola qui, facciamo un applauso, grazie. Consegniamo le targhe anche agli altri due che sono andati in nomination per quanto riguarda il ruolo del centrocampista, ovvero Pietro Cutaia e Antonio Arlotta. Bene. Battuta subito con Ciccio Arena, CUS Palermo,
che sembrava avere in pugno il proprio girone, poi all'ultimo è successo qualcosa, siete andati alla fine ai playoff, sono andati male, ultima chance, la Coppa, e ce l'avete fatta. È stata una lunga sofferenza, ma credo anche poi alla fine molto meritata. Sì, è stato un anno di grandi emozioni, qualche delusione c'è stata perché il nostro obiettivo era vincere il campionato, però fortunatamente c'era la chance della Coppa e siamo riusciti a vincerla. Sono tutti contenti, società? Sì, parecchio. Benissimo. Ok, invece voi il campionato l'avete proprio vinto, a danno anche addirittura del CUS Palermo, il Villabate che ritorna in auge dopo qualche anno di appannamento. Sì, l'abbiamo vinto proprio contro di loro, lo scontro diretto in casa, però a differenza del CUS noi avevamo costruito una squadra per raggiungere i playoff nei primi 3 posti. Andando avanti nel campionato però abbiamo capito con la forza del gruppo che potevamo ambire a qualcosa di più importante e ci siete riusciti. Siamo riusciti fortunatamente. Complimenti. Forza del gruppo che è stata importante soprattutto per la nuova città di Cacopo, neopromossa, che ha sfiorato nella finale playoff la possibilità di un'ulteriore promozione, però è anche vero che rimane il piacere di avere veramente un bel team, un ottimo presidente e chissà magari tentare o un ripescaggio o perché no la prossima stagione. Diciamo che a noi ci è mancata la ciliegina sulla torta, ciò non toglie il grandissimo campionato che abbiamo fatto, arrivare alla finalissima playoff, perderla come l'abbiamo persa noi ai rigori e purtroppo è andato così. Ci può anche stare. Certo. Benissimo, grazie ragazzi. Consegniamo anche a Davide Santonocito a questo punto la targa di partecipazione ai Penalty Awards e la battuta la facciamo anche con lui. Davide, management è fondamentale anche per le squadre dei dilettanti, non soltanto nei professionisti, perché se una squadra è ben organizzata probabilmente raggiunge più facilmente l'obiettivo che si prefigge all'inizio della stagione. Qualsiasi cosa organizzata funziona, e se cosa funziona, se poi ci sono gli atleti che fanno il loro lavoro, si ottengono risultati. Bene, allora a questo punto buon lavoro e buona stagione prossima, adesso vacanze per tutti. Aggiungo una cosa, sì. Che è in sala, credo ancora, il mio primo maestro fu Mario Marino. Allora insomma parte bene la tua storia. Direi di sì. Perfetto, grazie ragazzi, buona estate, grazie. Bocca al lupo ragazzi. Saluti al presidente Gammino della nuova città di Caccamo. Prima di presentare l'attaccante ho il piacere di presentare un artista che tutti noi catanesi conosciamo, ma non soltanto noi catanesi, perché sono stati per molti anni ai primi posti di tutte le classifiche italiane, perché il loro pop era semplice, ma era un pop che ci accompagnava anche in questo caso nella nostra adolescenza. Parliamo dei Beans, parliamo della voce storica dei Beans che ormai da qualche anno cammina per vie soliste e con grande successo. Questa sera è qui con noi Franco Morgia. Lasciami almeno un sogno, tutto il resto l'hai già preso, di te ho bisogno, però vorrei non fosse vero, ho fatto tanto, quello che non avrei dovuto fare mai. Ho seminato le mie carezze sul tuo corpo, contaminato le mie ragioni col tuo torto, ho esagerato ed ho sbagliato con il mio volerti troppo, più non posso, non ci riesco. Adesso che servirebbe al nostro amore, alle tue sketch, a dare vita alle promesse che da sempre sono le stesse, di più non posso, non mi è permesso, non me la sento,
un'importanza e un peso in ogni tuo discorso. Non dire mai che ti ho deluso, ma di che in fondo nessuno come me ti ha più saputo amare. Io non ti sposto dall'ultimo avamposto del mio cuore, dal mio percorso dove ti ho fatta camminare. E come adesso mi chiedo spesso perché non mi sei più addosso. Di più non posso, non ci riesco, non son capace, non son disposto ad inseguirti, a stare male, a consolarmi coi residui dei tuoi ultimi sorrisi. Così non posso, non ci riesco, non me la sento a incoraggiarmi quando ormai non serve più. Ho dato troppo, ho avuto niente e ti amo ancora inutilmente. Così non posso. Ho dato troppo, ho avuto niente, ma ti amo ancora inutilmente. Così non posso, così non posso. La bella melodia siciliana, la bella melodia italiana, la bella voce di uno straordinario cantante, Franco Morgia. Grazie. Grazie a tutti. Guarda che ti aspettiamo col nuovo disco, spero presto. Senz'altro, Grazie. La canzone era Di più non posso. Allora, ritorniamo a parlare di promozione, lo facciamo con le nomination legate al ruolo dell'attaccante e lo facciamo subito presentando gli atleti che vanno in nomination. Massimo Sottile dell'Atletico Catania, Nicola Arena della città di Ragusa e Angelo Caronia del CUS Palermo. Salve. Mi manca il terzo. Vediamo un po' se arriva. Non arriva, va bene, se non arriva eventualmente non lo so se vincerà lui o non vincerà lui, non lo sappiamo. E a premiarvi sarà il presidente che rappresenta tutti i calciatori siciliani, quindi insomma è la migliore persona che poteva premiarvi, voi che siete dei giovani calciatori. Giovani lo possiamo dire? Sì, vabbè, lo possiamo dire abbondantemente. Abbiamo Gino Giacchi che invitiamo qui sul palco per consegnare la palma come miglior attaccante del campionato di promozione. I calciatori che sempre hanno un ruolo importante, se poi vengono rappresentati anche in maniera giusta ed equilibrata, fa sempre bene. Allora consegniamo la busta a Gino Giacchi, sarà lui a farci conoscere il nome del vincitore. Attualmente Nicola Arena è assente del città di Ragusa. Chi vince? Miglior attaccante stagione 2016-2017 Massimo Sottile, Atletico Catania. Massimo Sottile dell'Atletico Catania, perfetto, complimenti. Adesso sarà lo stesso Gino Giacchi a consegnarti la targa, perfetto. Miglior attaccante del campionato di promozione Massimo Sottile. Nel frattempo consegniamo anche l'altra a Caronia del CUS Palermo. La battuta la facciamo subito intanto con il vincente, no? Perché è anche vero che l'Atletico Catania quest'anno ha fatto numeri importanti. Massimo. Sì, è stato un campionato fantastico perché è stato molto sofferto fino alla fine, fino all'ultima giornata. Niente,
di essere veramente felice perché è stata una stagione straordinaria. E adesso vi preparate a quello un po' più difficile perché l'eccellenza è totalmente diversa e tu lo sai bene. Cus Palermo, poc'anzi insomma l'abbiamo detto, avete vinto la Coppa, ma rimane veramente anche una stagione regolare secondo me ottima, perché soltanto nel finale è successo qualche cosa, però poi dopo vi siete rifatti vincendo appunto la Coppa. Peccato perché ci eravamo prefissati di vincere il campionato, è andata male, pazienza, abbiamo vinto la Coppa. Rimani col Cus Palermo la prossima stagione? Penso di sì. Benissimo, anche perché lì sì che è una bella famiglia, la realtà universitaria. Diamo la targa anche a Gino Giacchi, presidente dell'Associazione Italiana Calciatori. La battuta con Gino è doverosa. Gino, è anche vero che questi giovani dilettanti un po' sono bistrattati, però anche loro vivono una realtà da calciatori, certo, diverso rispetto a quella dei professionisti. Con una manifestazione del genere come quella di oggi penso che non siano bistrattati, perché su 6 campionati organizzati dal Comitato Regionale Sicilia mi pare che 3 sono qui presenti ad essere premiati, ed è il giusto riconoscimento ai sogni, alla bellezza e alla fantasia del gioco del calcio, che penso che tutti i calciatori che partecipano ai campionati, c'è chi raggiunge l'obiettivo di vincere, chi della salvezza, chi della partecipazione, alla fine penso che alla fine dei campionati tutti siano contenti o sono contenti ad aver fatto bene, ad aver fatto solo calcio, e penso che è l'obiettivo che ogni calciatore ha, ecco, certo, per ogni stagione. Perfetto, grazie allora dunque ai 2 bomber del campionato di promozione, grazie Gino, grazie. E dopo l'attaccante un ruolo importantissimo, quello dell'allenatore, l'allenatore di promozione, che spesso e volentieri è molto determinante nel successo di una squadra. Vado subito a leggere a questo punto gli allenatori che vanno in nomination. Abbiamo Giovanni Falsone del Canicattì, Damiano Proto dell'Atletico Catania e Santino Bellinvia del Città di Messina. Che terzetto, tutti insieme sul palco, mamma mia, che terzetto. Damiano, salve, Santino Bellinvia, nome storico, e dovrebbe esserci qui il vincente del Canicattì, ovvero Giovanni Falsone. Ciao Giovanni, ben trovato, ben trovato. Allora, c'è veramente l'imbarazzo della scelta, il ruolo dell'allenatore mette sempre in imbarazzo l'Ajax, perché veramente poi alla fine 4 gironi, vanno 3 in nomination, possibilmente tutte e 3 hanno vinto qualcosa, lui i playoff, lui il campionato e lui il campionato, quindi sarà veramente No, certo, ci mancherebbe, già quando si va in nomination sicuramente è un grande successo. Allora, a premiarvi sarà il presidente della FIGC regionale, ovvero Santino Lopresti, che invitiamo qui sul palco. Mai come questa volta c'è l'imbarazzo della scelta, Presidente. Consegniamo la busta al Presidente Santino Lopresti, vediamo un po' chi vince quest'anno questa categoria. Giovanni Falsone, Canicattì Calcio. Giovanni Falsone del Canicattì, che ha stravinto il campionato. Subito la targa per Giovanni Falsone, consegniamo la targa grazie anche al Presidente. Eccola qui, voglio sentire più forte l'applauso per Giovanni Falsone, vincitore del premio come miglior allenatore del campionato di promozione. Perfetto. Anche le targhe per Santino Bellinvia e naturalmente anche a Damiano Proto. Eccolo qui, e poi anche a Damiano Proto. Battuta subito con il vincitore di un campionato stratosferico così bellissimo che hai fatto a Canicattì. Dico soltanto una cosa, che finalmente ce l'hai fatta, hai fatto qualche nomination negli anni passati, adesso hai coronato probabilmente un sogno, hai completato un percorso perché hai vinto a Raffadali, hai vinto a Canicattì, per parlare delle ultime vittorie, ed è ancora una volta merito per la tua tenacia e sappiamo che sei pronto sicuramente per nuove battaglie. Innanzitutto grazie, sì, questa è la verità, sono arrivato mi sembra terzo 2 anni fa, anche vincendo bene,
a Raffadale, dico speriamo questa sarà la volta giusta, almeno che non sapevo cosa vincere più per avere questo premio. Niente, io devo ringraziare onestamente la società, perché i campionati, secondo me, noi siamo una parte importante con i giocatori, però alla fine chi fa la differenza è sempre la società. Questa società mi ha dato tantissimo, specialmente quest'anno, ma secondo me l'annata più bella che ho fatto è stata l'anno scorso, tu lo sai, quando sono arrivato a dicembre a Canicattì con 18 vittorie consecutive e poi abbiamo perso la finale Però poi siete ripartiti alla grande con questa nuova stagione. E poi siamo ripartiti, però infatti questo premio... Te lo tieni stretto? Sì, me lo tengo stretto, ma lo voglio condividere con tutta il girone A, perché quest'anno per la prima volta affrontavano la capolista in maniera tranquilla, senza, tra virgolette, delle battaglie, delle guerre calcisticamente in campo. Gli fa onore a tutta la categoria degli allenatori. Perfetto, grazie a Giovanni Falsone, battuta anche con gli altri che sono andati in nomination. Damiano Proto, vittoria importante con l'Atletico, porti la squadra in eccellenza, il ritorno in eccellenza che serve probabilmente per Catania, ma serve anche un po' a te, perché ti sei messo in gioco e devo dire che la tua carta è stata vincente, perché hai veramente compattato un gruppo fortissimo. Infatti il merito è soprattutto dei ragazzi, della società, dello staff. Essere qui comunque per me è un grande onore, soprattutto essere nel palco in nomination con due grandissimi allenatori. Io ho 31 anni, sono giovane, spero di avere altre possibilità per continuare a vincere. Sei solo all'inizio, Damiano. Perfetto. Ti ha dato del maturo Santino? No, nel senso buono però della parola, ci mancherebbe. No, assolutamente. Hai iniziato prima di... Sicuramente. Santino, sei arrivato alla nomination, però è anche vero che hai creato veramente un percorso bellissimo con questo Città di Messina. Sì, solo a ricordare che nelle ultime 8 partite di campionato ne abbiamo vinte ben 7 e poi le 3 partitissime dei playoff da affrontare fuori casa sono state proprio 3 vere finali. Siamo arrivati alle semifinali della Coppa Italia affrontando il Paternò e abbiamo perso, siamo usciti fuori, sicuramente contro una grossissima squadra e poi alla fine ce l'abbiamo fatta battendo il Città di Ragusa, che era un'altra squadra importante con giocatori di categoria superiore. Parte da qui il nuovo progetto del Città di Messina anche per la prossima stagione, in 20 secondi? Io non ci sono più. Infatti l'ho detto apposta. Ho fatto una lettera, sono andato via augurando il meglio alla società e mi metto sul mercato. Benissimo, è in vendita. Presidente, devi dire qualcosa? Sì, riconfermato, perché io non ci sono nemmeno a Canicattì. Tu? Cioè, nessuno sei stato confermato, Damiano? Sì, ma ho parecchie offerte. Quindi. In poche parole, allora tu non confermato, tu sei andato via, lui parecchie offerte, insomma il mercato si è aperto anche per gli allenatori. Presidente, la promozione è una categoria che evidenzia veramente un'energia diversa rispetto alla prima, ma soprattutto spesso e volentieri con il campionato di eccellenza. Sì, quest'anno poi come dire, abbiamo avuto queste grandi squadre, ecco, abbiamo veramente visto non solo, lo si diceva qui, i dirigenti, però un bel campionato, avvincenti fino alla fine, lotte, e poi come dice lei talvolta, ecco, rispetto a quello di eccellenza che poi si determina da solo man mano, questo invece è più combattuto, più avvincente. Io la cosa che voglio però dire, al di là, poi ci sarà anche l'eccellenza. Noi abbiamo avuto quest'anno ancora ulteriori 2 squadre che sono andate nel campionato interregionale, perché abbiamo avuto il Troina in quanto di nuovo finalista come l'anno scorso, speriamo se il prossimo anno magari di vincerla la Coppa Italia Dilettanti, e poi abbiamo avuto la Folgore sabato che si è anche lei qualificata, e quindi abbiamo ulteriori 2 squadre che vanno, e quindi ancora una volta ecco, la Sicilia nel mondo calcistico è estremamente importante. Vedo che anche assieme al calcio, ai giocatori, e quindi questa maturità lo si diceva anche poco fa, Gino, altri, ma vedo con gli allenatori, quindi si sta facendo un gruppo per dire che questo è un gioco, la violenza si è fortemente abbattuta, vedo una maturità anche da parte dei dirigenti che si avvicinano con altro spirito. Ecco, se noi questa cultura la diffondiamo man mano, e noi partiamo sin dai piccoli, bene, questo ci aiuta tutti, non dobbiamo dimenticare che questo è uno sport, non è altro, quindi si può vincere come non si può vincere la domenica, certo. Quando si vince è bello, così come avviene ci sono le soddisfazioni, perché molti di questi io penso che poi non c'è come dire un giro
di risorse, di chissà che cosa, ci sono forse pochissime. Conosciamo bene la realtà dei dilettanti. Pochissime risorse e quindi è giusto che sia questo. Tanti auguri a questi ragazzi, a questi giovani o maturi come sono allenatori, ma a tanti calciatori che ho visto. Ecco, sono veramente contento perché il calcio siciliano ancora esprime, come dire, grande forza, esprime una grande classe, esprime veramente un livello altissimo anche a questi livelli. Consegniamo al presidente Santino Lopresti la targa come eccellenza siciliana per la sua bella presenza e poi naturalmente accompagnata dalla bella bottiglia di Spinamara, il digestivo tutto siciliano. Grazie presidente, grazie, in bocca al lupo per la prossima stagione. Ma grazie ragazzi, grazie. Damiano Croto, Santino Bellinvia e Giovanni Falzone. Allora, è il momento di conoscere il miglior dirigente del campionato di promozione e lo facciamo subito presentando anche le nomination di coloro che appunto gareggiano. Miglior dirigente vanno in nomination Antonio D'Arrigo del Camaro, Ivan Mazzamuto del Real Città di Paternò e Salvatore Lalonga del Raffadali. Salve. Camaro, Real Città di Paternò e il vincente Raffadali, un direttore sportivo giovanissimo, molto giovane. Ed invito qui sul palco a questo punto anche il presidente della FIGC di Catania, Teresa Chiara, eccola qui, che ci raggiunge qui sul palco. Allora, tra poco consegniamo la busta perché dobbiamo conoscere qual è il miglior dirigente del campionato di promozione, che abbiamo detto che è un campionato molto intenso. Possiamo consegnare la busta alla presidentessa della FIGC di Catania, miglior dirigente per quanto riguarda questa stagione. Sentiamo un po' quale sarà il nome. Antonio D'Arrigo Camaro. Antonio D'Arrigo del Camaro, bene, complimenti. Sarà la stessa presidentessa della FIGC a consegnare la targa quale miglior dirigente del campionato di promozione, targa ricordo anche per Real Città di Paternò e naturalmente per il Raffadali. Abbiamo Salvatore Lalonga ed Ivan Mazzamuto, eccoli qui per entrambi. Abbiamo naturalmente la targa ricordo, battuta subito con il vincente. Presidente, quest'anno il Camaro ha sorpreso tutti, non ce l'aspettavamo, no, ce l'aspettavamo, è come se ce l'aspettavamo, perché avete fatto le cose per bene già dall'estate, per cui poi alla fine i risultati sono arrivati. Grande campionato, condivido questo premio con tutti i miei collaboratori, con tutto lo staff del Camaro, perché chiaramente io sono qui, ma la vittoria è di tutti. Abbiamo fatto veramente una stagione strepitosa e siamo pronti a riprogrammare la prossima, chiaramente. Di nuovo a vincere? No, vincere no, stiamo calmi. Beh, ci tenterete. Sicuramente vogliamo fare bella figura. Benissimo, quella non vi manca perché siete sempre stati protagonisti anche al di là del calcio, nel mondo del calcio dilettantistico stesso. Sei un giovane DS, hai vinto a Raffadali, a questo punto insomma Raffadali pensa in grande anche per la prossima stagione nel campionato di eccellenza. Ma pensa in grande no, facciamo la nostra eccellenza, cerchiamo di salvarci il prima possibile e onorare al meglio il campionato. Sarà un campionato difficile. Abbastanza difficile. Molto difficile. Ivan, vi siete giocati 3 match point, dico. Guarda, ho perso pure il conto. Abbiamo fatto il triplete, però delle occasioni mancate. Al contrario. Sì, purtroppo sì. Ma ritornerete di nuovo più forti di prima anche per la prossima stagione? Sì, tante volte le delusioni ti fortificano e magari fanno nascere dei progetti ancora più importanti e penso che a Paternò stia nascendo un progetto importante. Benissimo, e tutti siamo pronti ad augurarci che Paternò possa veramente ritornare a grandi livelli e capiamo bene di che cosa stiamo parlando. Abbiamo un omaggio anche per il presidente della FIGC, Teresa Chiara.
Eccola qui, la targa, ricordo, per la presenza all'interno della nostra manifestazione, battuta con il Presidente, perché il campionato di promozione in questo caso c'è soltanto una zona catanese con il Paternò, poi rappresentata in questo caso da Messina e da Raffadali, però Catania, insomma, la promozione è forte, nel senso che ha un seguito fortissimo, perché c'è tanta gente che ci lavora. Sì, è vero, e ho notato, andando a vedere alcune gare, soprattutto nelle parti finali del campionato, che è seguita anche dal pubblico. E anche la prima categoria, devo dire, perché ha una tifoseria, la prima categoria, forse molto più numerosa a volte anche della promozione. Inaspettatamente. Ma positivamente, perché se il tifo viene vissuto in maniera positiva, come per incitare la propria squadra, dà solo forza ai giocatori in campo. Quindi sì, ho visto un calcio sentito, una passione, una voglia di andare allo stadio anche delle famiglie che vogliono vedere giocare la propria squadra del proprio paese. Quindi È questo quello che deve venire fuori dal mondo dei dilettanti. ho visto davvero un calcio bello. Questo dovrebbe essere il calcio dilettantistico, quello dei paesi e delle famiglie, espressione del proprio paese. Ci piace questa cosa. Questo mi piace. Ci piace, ci piace. Bene, grazie per la presenza all'interno dei Penalty Awards, buon ritorno e appuntamento per la prossima stagione. Grazie. Chiamo invece qui sul palco a questo punto le nomination come miglior portiere del campionato di eccellenza ed invito qui sul palco Pietro Iacono della Folgore Selinunte e Gaetano Romano del Pedara San Pio X, e in nomination anche Gabriele Ferla, però rispetto agli altri è stato gentilissimo, ci ha chiamato dicendo che non poteva venire per un impegno, mentre invece qualcuno non l'ha fatto. Salve, tutto a posto? Bene, hai vinto un campionato, quindi sei doppiamente contento. Dovrebbe arrivare anche Gaetano, eccolo qui, salve. Voglio invitare qui sul palco per premiare in questo caso il miglior portiere del campionato di eccellenza Giuseppe Rapisarda, che è il presidente del calcio femminile, presidente del calcio Catania femminile, quindi anche questa è una realtà che sta crescendo sempre di più. Buonasera Presidente, devo chiamarti Presidente o ti chiamo Giuseppe? Ti chiamo Giuseppe, benissimo. Consegniamo la busta a Giuseppe Rapisarda, miglior portiere del campionato di eccellenza. Vediamo un po' chi vince. Miglior portiere stagione 2016-2017, Pietro Iacono, Folgore di Selinunte. Folgore Selinunte, grande successo. Prendiamo la targa e la consegniamo a Pietro Iacono, il portiere della Folgore, e consegniamo anche l'altra targa ricordo. Bene, grazie. Allora una battuta subito intanto con Pietro, perché vogliamo sapere, la finalissima è stata una finalissima intensa, avete vinto in casa, perso fuori casa, però è anche vero che attraverso la sofferenza poi alla fine i risultati arrivano anche. Il nostro, passatemi il termine, è stato un piccolo miracolo sportivo, voluto, ma soprattutto cercato, soprattutto veramente organizzato. Sono felice e orgoglioso di poter rappresentare un gruppo di ragazzi con tanti sogni e tanti obiettivi, perché forse la nostra forza è stata proprio questa. Rappresento anche una società, anche una città troppe volte bistrattata, è venuta alle cronache per fatti meno piacevoli, e spero che il calcio possa essere un viatico importante affinché possano conoscere la città di Castelvetrano e a livello nazionale sotto altri aspetti molto più positivi di quelli. Parli più da dirigente che da portiere? Forse sarà anche l'età. Benissimo. Allora, avete sfiorato una possibile promozione, rimane il rammarico, però rimane la certezza di aver lavorato molto bene. Sì, abbiamo fatto un grandissimo campionato, mi piace pensare che in finale playoff non siamo stati noi a perderlo, ma la Cireale a vincerlo, perché alla fine dei 120 minuti, 90 più 30 supplementari, comunque il risultato era di parità. Poi per questioni di regolamento e di classifica è stata la Cireale a vincere i playoff, però nulla toglie all'ottimo campionato che abbiamo fatto. Certo, Pedara che ritornerà di nuovo la prossima stagione ancora sicuramente molto più competitivo. Consegniamo anche a Giuseppe Rapisarda la sua targa e con lui scambiamo una battuta veloce su questa realtà del calcio Catania femminile che la prossima stagione disputerà il campionato di Serie B.
Noi ce l'auguriamo, intanto ringraziamo proprio il Comune di Belpasso che quest'anno ha ospitato le prestazioni delle ragazze che sono salite in Serie B lo ricordo, con orgoglio, hanno fatto tutte vittorie e un pareggio. E speriamo che la città di Catania si ricordi anche della realtà del calcio Catania femminile, sono delle atlete lavoratrici o studentesse che meritano tutto il bene possibile. Speriamo di poterla fare questa Serie B. Comunque grazie al sindaco di Belpasso e al Comune di Belpasso che ci ospita e che ci ospiterà anche l'anno prossimo. Grazie. Sperando anche in un campionato di vertice. Grazie a Giuseppe Rapisarda, grazie anche ai due che sono stati in nomination e con Pietro che ha vinto la nomination quale miglior portiere del campionato di promozione. Allora, come avete potuto notare, abbiamo presentato una bottiglia di un digestivo siciliano meraviglioso che si chiama Spinamara e noi stasera vogliamo festeggiare colui che ha inventato questa straordinaria, io la chiamo bevanda, ma anche se poi insomma probabilmente riduttiva, ed invito qui sul palco l'imprenditore che ha costruito questo progetto di Spinamara, Turi Piana. Ma dico, come si può inventare un digestivo così importante che poi può diventare sicuramente una nuova immagine di questa bella Sicilia? Immagine perché va al di là dell'immagine. Allora, intanto buonasera, dobbiamo dire che in realtà il digestivo siciliano Spinamara è un'invenzione avuta tramite lo studio delle due mie figliole, di cui Sara, che studia archeologia alla Facoltà di Catania, trovò un appunto in un libro dei Benedettini e assieme alla sorella, che è un'imprenditrice del settore diciamo, di ristorazione, hanno portato su questa iniziativa. Io naturalmente con l'esperienza ho messo a contatto con altre persone che nel settore dell'alcol, per cui dopo 18 mesi siamo riusciti a... Avete partorito questa cosa? In realtà è un digestivo da duplice aspetto, intanto è un digestivo naturale, a base del succo di fico d'India, infuso di succo di fico d'India, che è il frutto principe qua della città di Belpasso, accoppiato all'arancia amara e al cardo mariano, che per capirci è quella spina che si trova lungo i bordi stradali, che spesso viene eliminata, ma che noi raccogliamo i fiori. Da questo infuso nasce questo digestivo che è molto... fatto sembra dolce, c'è la freschezza dell'arancia e rimane con il retrogusto del cardo che è molto bevibile e rinvita a bere ancora. Che lancio pubblicitario che ha fatto, complimenti. Allora, siccome noi vogliamo festeggiare questa presenza di Spinamara qui ai Penalty Awards, io adesso le invito dei bambini, un allenatore giovanile e una leggenda del calcio, soprattutto siracusana per quanto riguarda appunto gli allenatori. Ed invito qui sul palco appunto l'allenatore Giancarlo Betta insieme a mister Pio Monreale della Pantanelli giovanile, perché loro hanno vinto anche un torneo giovanile che si chiamava appunto Penalty Junior. Buonasera mister, buonasera mister Betta. I ragazzi della Pantanelli, dei giovani ragazzi della Pantanelli, sono i pulcini, sono piccolissimi, però riempiranno il palco perché ho voluto abbinare queste immagini di Spinamara con la gioventù, la bellissima voglia di vivere di questi bambini che sono coloro che hanno vinto il torneo Penalty Junior. Salve mister, salve, 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 salve. Allora, una battuta con mister Betta, la raggiungo mister. La Pantanelli è veramente una bellissima realtà, è la dimostrazione che, a parte che vincete spesso i campionati, ma che create veramente un gruppo forte anche fuori dal campo. I ragazzi fanno veramente amicizia, hanno un obiettivo e sono molto molto attenti anche e soprattutto sui comportamenti. Sì, diciamo che la condivisione è uno degli obiettivi principali che abbiamo nella Pantanelli. Ne approfitto per dire che dal punto di vista giovanile è un'annata d'oro per il calcio siciliano, perché abbiamo raggiunto le finali in tutte le categorie, perché il Palermo va a fare a Cesena la finale professionistica Under 17, abbiamo il Catania che ha fatto la finale Berretti, approfitto per salutare a Mario Marino. La Pantanelli e il Calcio Sicilia andranno a Cesena, partiamo il 22 a fare le finali giovanissime e allievi, quindi
la Sicilia veramente da questo punto di vista ha avuto un'annata fantastica. E lei che ne è appunto uno dei responsabili, sicuramente è un piacere averla qui sul palco dei Penalty Awards. Una battuta anche con il mister Pio Monreale. È anche vero che i ragazzini veramente si comportano bene in campo, sportivi al massimo, li ho visti nel torneo, educatissimi, silenziosi e che giocano a pallone. Credo sia la base di tutto, noi siamo degli istruttori, degli educatori, quindi è la base assolutamente del nostro calcio, quindi i bambini devono essere educati, bisogna dargli i principi di gioco, ma la prima cosa è l'educazione, deve essere la continuità di quello che danno le famiglie, quindi per noi è molto importante. Assolutamente. Un altro mister Tonino Cannarella, che è un altro mister sempre dei Pulcini. Perfetto, insomma tutto il team è venuto qui ai Penalty Awards. Vogliamo consegnare intanto a Mister Betta subito la targa per quanto riguarda la presenza all'interno dei Penalty Awards. Eccola qui la nostra Federica con la premiazione di Giancarlo Betta, e una premiazione anche va per il mister, insieme chiaramente a tutto il suo team per il lavoro che hanno realizzato per tutta la stagione, in questo caso anche con la squadra che ha vinto appunto il torneo Penalty Junior. Grazie, grazie. Abbiamo anche una targa nel frattempo da consegnare a Turipiana, eccolo qui, perfetto, in ricordo della presenza all'interno dei Penalty Awards. Grazie, con Spinamara in prima linea. Grazie a tutti, grazie, 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 grazie. Penalty Awards 2017, quarta edizione. Allora un premio adesso, quello dedicato al difensore nel campionato di eccellenza. Chiamo subito le nomination. Abbiamo in nomination Agatino Chiavaro del Pedara San Pio, Stefano Boncaldo del Palazzolo e Davide Pettinato della Ciriale Calcio, che invitiamo qui sul palco. Buonasera, buonasera. Salve, salve. Dovrebbe arrivare anche il giocatore del... L'ho visto, era in sala, mi avevano detto che era in sala, il difensore Boncaldo del Palazzolo. Dove sta? Non c'è? E per premiarvi abbiamo uno dei giornalisti più rampanti del calcio dilettantistico. Quando vi dico Giampaolo Montineri, voi che cosa mi rispondete? E chiamo qui sul palco Giampaolo Montineri, sarà lui a premiare il miglior difensore del campionato di eccellenza per questa stagione. Sei più dinamico che mai. Allora, a te la busta, consegniamo la busta a Giampaolo per vedere chi vince la palma come miglior difensore, anche se qui insomma abbiamo due nomi storici. Scusate, non perché sia accanto a Antonio Conte, ma ieri sono stato 23 ore al microfono. Quindi sei senza voce, allora parla poco. Vi chiedo venia da questo punto di vista. Gira il foglio. Beh, diciamo, lo dico con serenità, loro sono calciatori di ruolo di grande continuità anche a livello proprio di attività stagionale. Sono due dei giocatori che fanno più presenze in una stagione, e quindi significa che gli allenatori, la società, anche l'atleta in questo caso ha quella parvenza di farlo per bene, e non sono quelli che diciamo raccontano fandonie, sono molto veri come ragazzi, uomini e atleti. Vogliamo sapere il nome? Miglior difensore stagione 2016-2017, Davide Pettinato. Davide Pettinato, bene, complimenti. Allora, consegniamo al nostro Giampaolo la targa per Davide Pettinato, complimenti. Targa ricordo anche per Agatino Chiavaro, per quanto riguarda la sua presenza nelle nomination come miglior difensore. Possiamo consegnarla, Giampaolo, grazie. Una battuta con Davide. Davide, certo la Ciriale quest'anno ha sofferto, peccato. Bastano queste parole secondo te? Sì, bastano. Potevamo fare molto di più visto l'organico che c'era, però purtroppo abbiamo attraversato delle problematiche, vissuto anche delle problematiche tutto l'anno che comunque non ci hanno permesso di lavorare anche con un po' di serenità. Veramente, comunque alla fine è stato fatto, alla fine un ottimo secondo posto, bisogna fare i complimenti a una grande società come il Palazzolo che alla fine con la serenità ha dato veramente tanto e alla fine hanno raggiunto i loro obiettivi. Poi comunque noi abbiamo
vinto la fase regionale, peccato per la fase nazionale che con quella partita sbagliata in casa con l'Altamura, però va bene. Rimane così. comunque lo stesso un campionato secondo me bellissimo. Sì, di buon livello sicuramente. Assolutamente, bravo a Davide, battuta anche con Agatino. Adesso quanti anni hai? Scusa Agatino, lo so che non si chiede l'età, però è una vita che giochi, una vita che vinci i campionati. 22. 22? Sono tanti, l'esperienza c'è? Me ne sento 22. Quindi vuol dire che tra poco... 36. Tra poco si parlerà di allenare? No, per adesso no. D'altra parte con questo fisico come fa? Voglio dire, ancora può benissimo giocare. È stata una stagione importante anche la vostra poi in fondo? Sì, molto importante. È stato un campionato duro, difficile, alla fine secondo me ha vinto la squadra più attrezzata e va bene così. bisogna fare i complimenti a loro. Sì. Noi ci siamo ben comportati come la Cireale, il Milazzo. Sarà per la prossima stagione. Sicuramente. Con Agatino in campo comunque, ci mancherebbe. Consegniamo la targa ricordo anche a Giampaolo Montineri per la presenza ai Penalty Awards, ai 10 secondi, anzi 15 perché sei senza voce. Mi piace come racconti tu il calcio perché sei spicciolo e sei diretto e spesso e volentieri quando devi raccontare questo calcio è sempre un po' problematico. È il calcio che è complesso nella sua semplicità, allora cerchiamo di smussare gli angoli e cerchiamo sempre di far capire che l'essenza del calcio è quella sfera e quindi è rotonda, non ha spigoli. Benissimo, grazie a Giampaolo, grazie anche a Daniele e naturalmente ad Agatino, grazie. È il momento di conoscere a questo punto le nomination come miglior centrocampista nel campionato di eccellenza ed invito qui sul palco Simone Bognanni del Paceco Calcio, Giuseppe Grasso del Palazzolo Calcio e Bontempo Giacomo del Sant'Agata di Militello che ci raggiungono qui sul palco. Miglior centrocampista del campionato, eccoti qui. Salve, salve. Abbiamo qualche assenza? Non lo sappiamo, vedremo. Per premiare il migliore centrocampista invito qui sul palco un giornalista ma anche uno scrittore che tra l'altro ha pubblicato recentemente un libro bellissimo che parla di un Egitto mitico, ovvero Francesco Santocono. Ciao Francesco, c'è la busta che sta per arrivare perché sarai tu a comunicarci il nome del miglior centrocampista del campionato di eccellenza. Giuseppe Grasso, Palazzolo Calcio. Bene, bravo Giuseppe, complimenti. Arriva subito da consegnare a Giuseppe Grasso e l'altra successiva per quanto riguarda Simone Bognanni del Paceco. Battuta subito con questo personaggio barbalunga, cattivo in campo, nel senso buono della parola, ci mancherebbe perché un centrocampista deve essere anche un po' cattivo. Palazzolo stratosferico quest'anno. Sì, Palazzolo stratosferico, però grazie a questo titolo che ho vinto e grazie ai miei compagni che mi hanno permesso di esprimermi al meglio. E sono sicuro che lo dividerai con tanto piacere anche con tutto lo staff tecnico. Certo, il mister è Gigi Calabrese, il direttore in primis. Perfetto. Allora, Paceco che ha vinto il campionato comunque, mica stiamo parlando di una squadra che non l'ha vinto il campionato, anche voi siete stati una bella sorpresa. Sì, diciamo che eravamo partiti con altri obiettivi, invece a dicembre ci siamo ritrovati a lottare per vincere il campionato e vincerlo è stata una bella soddisfazione, visto e considerato che abbiamo avuto avversari molto insomma, competitivi, visto anche che hanno vinto la finale di Coppa Italia, la finale playoff nazionale, quindi questo ancora di più. Il difficile arriva adesso. Consegniamo anche a Francesco Santocono la targa come premio eccellenza e la battuta anche con Francesco su questo libro che vedo che hai portato anche qui sul palco, Il Loto e il Papiro, in tour in Italia addirittura per presentarlo, un libro che parla di un Egitto forse un po' diverso rispetto a quello che generalmente noi vediamo in cartolina.
Beh, forse l'ambiente è un po' diverso da quello con cui ho presentato il libro. Assolutamente. In questi mesi in giro per l'Italia, devo dire, è un bello esperimento di teatro, un testo teatrale, un dramma in 3 atti che l'anno prossimo vedremo in scena, e la prima sarà sotto le piramidi a Giza, perché Zahi Hawass, che ha scritto, il più grande egittologo del mondo, che ha scritto la prefazione, ha voluto che la prima si mettesse in scena proprio sotto le piramidi a Giza. Siamo felici di... Che debutto! Un debutto, diciamo, non male, però fammi sottolineare una cosa. Vai. Quando riguarda lo sport, il calcio, sì, certo. tu sai, io insegno all'Università di Benevento e mi sono ritrovato giovedì. Che Serie A pazzesca. Esatto, io l'ho seguita tutta, la storia, la favola del Benevento, perché insegno a Benevento da 10 anni, dalla Serie C2 fino... l'ho portato io il Benevento in Serie A. Addirittura. Sono felice, e vorrei sottolineare con questo che la forza delle piccole città, il campanilismo, che tanto viene sottolineato in questo posto, può portare a grandi favole come quella del Benevento, che sono tutt'altra cosa rispetto a Cardiff, dove ero anch'io lì a vedere, purtroppo a soffrire a vedere quella maledetta partita. Però devo dire che la gioia che ti dà vincere in questi piccoli paesini, in queste piccole città, è una gioia immensa, bellissima. Quindi complimenti ragazzi, e in bocca al lupo per il vostro futuro. Grazie, in bocca al lupo anche per il tuo libro Il Loto e il Papiro, che è già pubblicato. Grazie, in bocca al lupo, grazie ragazzi, complimenti, salutateci Palazzolo e salutateci anche Paceco. Dopo il miglior centrocampista è il momento di conoscere le nomination come miglior attaccante del campionato, appunto, di eccellenza, e chiamiamo qui sul palco Antonio Cannavò del Milazzo, Sergio Secam della Folgore Selinunte e Diallo Mustafa del Troina Calcio. Eccoli qui, salve ragazzi. Salve. Un trittico delle meraviglie, devo dire. Chi potrebbe sognare di avere questi tre tutti in una volta in una squadra? Sarebbe veramente incredibile. Vi premierà un personaggio importante dell'Ajax, un delegato nazionale dell'Ajax, ovvero il nostro Roberto Bellomo, che invitiamo qui sul palco. Buonasera Roberto, abbiamo un tris qui, il trio delle meraviglie, io oserei dire, è un tris delle meraviglie. Allora consegniamo consegniamo la busta, chiedo scusa, a Roberto. Roberto, sei pronto? C'è l'imbarazzo della scelta, perché sono 3 bomber di razza. Chi vince quest'anno? Antonio Cannavò, Milazzo Calcio. Milazzo Calcio, complimenti. Allora a questo punto subito la targa da consegnare ad Antonio Cannavò, grazie a Roberto Bellomo, eccolo qui. In bocca al lupo per anche il proseguo, e poi anche la targa per il gruppo rimanente, che sono stati in nomination, ovvero Sergio Secam della Folgore Selinunte e Diallo Mustafa del Troina. Perfetto, Secam e Diallo, perfetto. Battuta subito con il vincente Milazzo, che non ha vinto il campionato, non ha fatto le fortune di una bella realtà, però ha fatto le tue fortune, perché ancora una volta i gol sono stati importanti e il tuo nome figura puntuale nel tabellino. Buonasera a tutti, sicuramente condivido questo premio con tutti i miei compagni e la società del Milazzo. Poi c'è chi vince e c'è chi no, il calcio è anche questo, il Palazzolo ha vinto il campionato meritatamente, c'era la San Pio, c'era la Ciriale, era un grande campionato, è giusto così, l'hanno vinto loro, però alla fine siamo qui e ancora andiamo avanti. Perfetto, a festeggiare comunque una bella stagione che si è conclusa benissimo a Castelvetrano, perché siete riusciti praticamente ad andare in Serie D attraverso la finale nazionale e siete contenti. Credo che a questo punto l'appetito vi è mangiando, nel senso che avete voglia probabilmente di crescere ancora. Sì, certo, è un campionato duro, l'obiettivo era per vincere il campionato, ma siamo sicuri per anche vincente per la playoff,
siamo contenti. Siete molto contenti. Contenti anche a Troina, perché il Troina ha vinto la finale regionale, a un passo dalla vittoria conclusiva di Coppa Italia, ma rimane comunque il fatto di aver raggiunto la Serie D attraverso anche un ripescaggio che in questo caso è stato meritato. Il prossimo anno sarà una Serie D molto impegnativa anche per voi. Sì, sicuramente sì, la Serie D è una categoria che sarebbe più impegnativa, ma quest'anno anche abbiamo avuto un campionato pesantissimo mentalmente come fisicamente, perché siamo stati in due fronti e abbiamo lottato per vincere tutte e due. Per fortuna abbiamo raggiunto l'obiettivo della società che è di vincere, che di essere in Serie D. E ci siete riusciti? Siamo riusciti. E avevamo anche Pacheco come Folgore, che sono stati delle squadre comunque che ci hanno dato tanti da fare. È vero, è vero, è vero. Sono state due squadre che hanno impegnato moltissimo. Roberto, io credo che bisogna avere la capacità di essere pronti anche per le stagioni successive. Tutto questo nasce con l'organizzazione. Una società ben organizzata, se programma bene, raggiungerà prima o poi l'obiettivo. Questo sicuramente. Stasera si è sentito parlare di progetti. Anche parola forse un po' troppo usata. Anche io quando andavo al geometra tanti anni fa c'era il famoso progetto del Ponte di Messina, quindi mi auguro che vadano a completamento tante situazioni. Posso dire che per il nostro povero calcio siciliano il prossimo anno ci saranno ben 6 squadre in Lega Pro, 7 in Serie D, che riescano tutte ad iniziare a completare il loro percorso. Abbiamo tanti bravi allenatori, anche professionisti, abbiamo tanti giovani che cercano disperatamente di varcare lo stretto di Messina. Il progetto deve essere serio e duraturo. È duraturo. Bene, consegniamo anche a Roberto Bellomo la targa di partecipazione all'evento 2017 dei Penalty Awards. E che dirvi ragazzi, buona fortuna, intanto buona estate. Ci sarebbe da dire, mettetela dentro sempre, perché gli attaccanti sono le fortune degli allenatori. Vogliono solo questo gli allenatori. Grazie, grazie ragazzi, complimenti. Sì, aspetta un attimo che c'è Sergio che vuole dire una cosa, dimmi. No, volevo ringraziare mio padre qua, Filippo Parrone, e tutti i miei compagni di squadra. Perfetto, grazie a tutti i ragazzi della Folgore che hanno vinto il campionato anche. Grazie, grazie ragazzi. Grazie. E adesso passiamo alle nomination come miglior allenatore del campionato di eccellenza, e qui devo dire che guardando i nomi mi rendo conto che sono 3 nomi top del calcio siciliano. Abbiamo in nomination, e li invito qui sul palco, Giuseppe Pagana del Troina, Massimiliano Mazzara del Pacheco e Giuseppe Strano del Palazzolo. Ciao Peppe. Ciao Massimiliano. Mister Strano, dove sta? Eccolo, sta arrivando, sta arrivando. Le nomination dell'allenatore sono sempre quelle più difficoltose perché c'è sempre l'imbarazzo della scelta. Ciao, ciao. Come stai? Tutto a posto? Bene. Allora, a premiare il miglior allenatore del campionato di eccellenza questa stagione, un dirigente vincente con la Sicula Leonzio, ovvero Davide Mignemi, che invitiamo qui sul palco. Eccolo qua che arriva. Davide Mignemi, che ha vinto un campionato stratosferico con la Sicula Leonzio, lo conoscete tutti molto bene sicuramente, una grande realtà della Sicula. Siamo pronti con la busta da consegnare al nostro Davide Mignemi, che l'anno scorso ha vinto tra l'altro come miglior dirigente nel campionato di eccellenza, pertanto insomma oggi sei passato da quest'altra barricata. Chi vince? Miglior allenatore, stagione 2016-2017, Giuseppe Pagana. Del Troina Calcio. Tra l'altro sottolineiamo una cosa importantissima, che anche se non si vince, io credo che la soddisfazione di stare in nomination è fondamentale, perché sono tanti gli allenatori, bisogna fare una scelta. Consegniamo a Giuseppe Pagana la targa come miglior allenatore del campionato di eccellenza, le altre 2 targhe sarà sempre Davide a consegnarle a Pippo Strano e a Massimiliano Mazzara. Perfetto, eccolo qui. Battuta anche subito con Peppe Pagana, vincitore. Intanto ho saputo di un'operazione, tutto a posto?
già sto benissimo. Infatti, sei senza stampelle, quindi va benissimo. Sì. Contentissimo di questa stagione, si è conclusa anche tra l'altro in una maniera vincente con il premio dei Penalty Awards. Sì, è un premio che mi riempie di orgoglio, che mi dà sempre stimoli nuovi per migliorare. Questo è un premio che va all'allenatore, però penso che sia il premio alla nostra famiglia. Mi piace chiamarla così perché noi a Troina stiamo vivendo un piccolo sogno, una favola, dove tutti hanno un ruolo importante, che vanno, soprattutto i ragazzi che vanno in campo. Quest'anno i ragazzi hanno fatto sacrifici enormi perché noi abbiamo affrontato 2 competizioni e a causa della neve abbiamo ripreso il campionato di ritorno nel mese di febbraio, e da allora noi abbiamo fatto una partita ogni 3 giorni, compresi i viaggi ad Altamura, alla Mezia. Quando si gioca su 2 fronti è sempre così. Per questo dico grazie ai ragazzi, ma anche ai dirigenti che non hanno risparmiato energie, ma soprattutto quello che dico sempre io, la nostra pietra portante è il nostro presidente, perché è il nostro papà, ci fa stare bene, è una persona per bene, una persona che ama sognare, però poi cerca di realizzare i propri sogni. Ci fa stare bene e noi da questo punto di vista cerchiamo di ricambiare facendo i risultati. Fortunatamente il nostro obiettivo maggiore quest'anno l'abbiamo raggiunto, che era portare la squadra in Serie D. Poi ci siamo tolti la soddisfazione di vincere la Coppa Sicilia, che per Troina è un evento storico. Assolutamente. E poi siamo arrivati fino all'ultimo, sia l'ultima giornata sia nel campionato che in finale di Coppa Italia. Troppi incroci. Sì, poi alla fine sono piccoli episodi, vedi la finale di Coppa Italia, che nel giro di 19 minuti ci ritrovavamo sotto di 3 gol, e poi alla fine quasi quasi abbiamo rischiato di fare l'impresa. Quindi da questo punto di vista, ripeto, questo è un premio che condivido con tutti loro e con mia figlia, che è stata la mia prima tifosa. Perfetto, bravissimo, complimenti a Beppe Pagana. Pippo Strano, campionato da incorniciare, perché veramente avete fatto una cosa pazzesca da dicembre in poi, rivoluzionando, non dico completamente la squadra, però avete rivoluzionato la vostra presenza nella zona altissima della classifica, perché siete arrivati come un treno e siete stati distruttivi. Sì, però anche prima ci eravamo avvicinati alle cosiddette favorite, per cui però noi ci abbiamo creduto. Probabilmente siamo stati bravi a crederci, soprattutto quel signore là, il presidente, che ha messo là più di tutti lui, però è anche vero perché gli altri probabilmente non hanno tenuto il ritmo che avevano fatto all'andata, e abbiamo vinto con merito. Assolutamente. Così come con merito avete vinto nella piccola realtà del Paceco, perché siete veramente piccoli, vivete all'ombra di Trapani, però è anche vero che è stata una presenza continua al primo posto quasi dall'inizio della stagione, alla fine conclusione positiva di una stagione da incorniciare proprio. Sì, sicuramente è la fine di un progetto che è iniziato 3 anni fa con il presidente Marino. Arrivavi allora con la squadra all'ultimo posto, mi chiamo Novembre, riuscimmo a salvarci quell'anno. Lo scorso anno siamo riusciti a fare la finale playoff, e quest'anno questo grande sogno, conquistare la Serie D, che per Paceco è come aver vinto un campionato di Serie A. Te la faccio a te la domanda: confermate la presenza in Serie D? Perché le voci vi dicono che forse, chissà se il Paceco disputerà la prossima stagione in Serie D. No, confermatissimo, e speriamo anche di restarci. Perfetto, e avete sicuramente l'animo giusto. Voi invece non dovete più fare questo campionato dei dilettanti, tra virgolette, perché la Serie D è una pseudo dilettanti. Prossimo anno Lega Pro, Davide Mignemi, credo che la Lega Pro darà altri palcoscenici, però è anche vero che Lentini è prontissima per questo progetto di professionismo puro. Sì, è vero, noi andiamo in Lega Pro, ma non ci dimentichiamo, io per primo, da dove siamo partiti, e quelli che sono i capisaldi che poi portano una società come quella nostra a fare una scalata importante come abbiamo fatto noi. Chiaramente il merito principale lo è del presidente, ma lo è di tutti i componenti, sia societari che poi di staff e di squadra, che hanno portato questi risultati veramente lusinghieri e al di sopra di ogni aspettativa, e poi di una piazza importante che voi conoscete benissimo, e che anche con un pizzico di fortuna abbiamo abituato bene. E sicuramente anche per la prossima stagione. Consegniamo a Davide Mignemi la targa di partecipazione, e agli allenatori buon lavoro, però adesso riposo, vacanza doverosa. Grazie a Beppe Pagana, Peppe Strano e anche a Massimiliano. Grazie a Davide Mignemi anche.
Ultima premiazione, quella legata alle nomination quale miglior dirigente del campionato di eccellenza, ed invitiamo qui sul palco Graziano Cutrufo del Palazzolo, Vittorio Strianese del Città di Scordia e Salvatore Marino del Paceco Calcio 1976. Eccoli qui pronti sul palco, tra poco conosceremo anche il vincitore di questa nomination. Direttore, presidente anche del Paceco, accomodatevi. Allora, per consegnare la busta e quindi conoscere il nome, invito qui sul palco il segretario dell'AIAC, Salvo Arcidiacono. Ciao Salvo, ben trovato. Allora, subito la busta a Salvo Arcidiacono per conoscere il nome del miglior dirigente. Per miglior non intendiamo il miglior in senso assoluto, diciamo che è importante stare in nomination perché è una bella visibilità e poi si premia anche il lavoro di una stagione lunga e tortuosa. Pronto Salvo Arcidiacono per dare questo nome? Benissimo. Miglior dirigente stagione 2016-2017, Salvatore Marino, Paceco Calcio. Paceco Calcio, complimenti. Allora subito la targa da consegnare al presidente Salvatore Marino. Perfetto, abbiamo anche le 2 targhe per ricordare la presenza al presidente del Palazzolo Cutrufo e anche al direttore sportivo dello Scordia Strianese. Battuta subito col presidente che insomma in pochi anni dalle categorie inferiori adesso siete in Serie D, mister Mazzara ce lo ha confermato, adesso lei lo deve gridare forte, Paceco il prossimo anno farà la Serie D. Lo confermo che Paceco farà la Serie D. E magari si pensa a questa piccola cittadina con 10.000 abitanti e si pensa ad una dirigenza che fino a 6 anni fa era in terza categoria, quindi abbiamo preso la squadra in terza categoria, siamo rimasti gli stessi come gruppo storico e adesso siamo in Serie D, quindi magari a qualcuno fa pensare qualcosa di impossibile, ma noi come ci sembrava impossibile fare la promozione, ci sembrava impossibile fare l'eccellenza, tenteremo anche di fare la Serie D. E con questo entusiasmo secondo me faranno dei miracoli. Il miracolo loro lo hanno fatto, devo dire che anche il Palazzolo ha costruito un progetto molto molto più grande di quello che magari abbiamo visto solo in questo campionato di eccellenza. Presidente. Sì, abbiamo disputato un ottimo campionato, ci credevamo, le società che ci erano davanti a noi magari hanno un po' zoppicato e noi ne abbiamo approfittato alla grande. Alla grande, sì. Prossimo anno? Faremo il campionato di Serie D per salvarci, per stare lì, perché il Paceco ha 10.000 abitanti, Palazzolo ne ha 7.000, quindi è un po'... La sofferenza è uguale. No, sì, ma penso che faremo un campionato tranquillo, ovviamente sfruttando i giovani soprattutto, una volta che abbiamo anche il Siracusa, certo. Quindi vedremo che cosa verrà fuori. Ma sicuramente con la vostra organizzazione sicuramente qualcosa di positivo. Così come di positivo in fondo è stato il percorso dello Scordia nella seconda parte, soprattutto che stava quasi per agganciare i playoff, però purtroppo forse il distacco era troppo e non ci siete riusciti per poco, ma rimane veramente una stagione da incorniciare lo stesso. Ma secondo me siamo partiti male e la partenza secondo me ci ha recato un danno non indifferente, però il ritorno l'abbiamo fatto, penso che una delle prime squadre siamo stati il giro di ritorno e credo che abbiamo fatto un buon lavoro alla fine. Adesso Scordia non si sa che fine farà perché si parla di un abbandono definitivo anche della categoria. Ma io questo non lo so, il presidente ha deciso di non fare più calcio e per quest'anno non fare più niente, poi non lo so. Vedremo cosa succederà. Vedremo. Perfetto, grazie a tutti gli intervenuti, però prima di andare via dobbiamo consegnare al nostro Salvo Arcidiacono la targa ricordo per la presenza all'interno dei Penalty Awards. Battuta. Ettore, io mi permetto di dire, essendo che faccio parte dell'AIAC, ai miei allenatori, perché li chiamo tutti miei, associatevi ma soprattutto aggiornatevi. Benissimo, che è importantissimo. Grazie Presidente. Grazie Presidente, Direttore, in bocca al lupo per la prossima stagione. Allora, siamo ai saluti finali e lo facciamo con il mio compagno di viaggio di questa stagione 2016-2017 in TV con la trasmissione Penalty, ovvero Alessio Patti, che invito qui sul palco a gioire con noi per questo fine stagione. Alessio, anche quest'anno la stagione si è conclusa, è stata una stagione lunga, tortuosa,
ma anche piena di soddisfazione perché abbiamo raccontato anche la felicità di moltissime squadre. E quando parli di soddisfazione, basta guardare quello che si è costruito questa sera, sempre con la tua grande passione. Io ringrazio a nome di Penalty tutti coloro che ci hanno seguito, tutti coloro che ci seguiranno e che sempre ci sostengono. Per quanto mi riguarda, Ettore, ringrazio te sempre per tutto ciò che mi hai dato e la professionalità che mi hai aiutato a costruire. Tra l'altro partiremo poi per la 7ª stagione prestissimo, dopo un po' di doveroso riposo. Assolutamente sì. Perfetto, allora rimani qui perché facciamo da cornice con questa bella scenografia di Salvo Campo per i saluti conclusivi della nostra serata. Prima di congedarci dobbiamo chiaramente ringraziare il nostro regista televisivo Giuseppe Gioffrida con la collaborazione tecnica anche di Emanuele Cariotti, Angelo Pandolfo e naturalmente anche il nostro direttore di palco Giovanni Conti, con la presenza anche di Federica Di Benedetto che ci raggiunge perché lei è stata una penaltina un po' di tempo fa. E con questo siparietto noi ci congediamo da voi, augurandovi naturalmente la buona estate e appuntamento per la prossima stagione sia con Penalty che con i Penalty Awards, e che trionfi lo sport. Grazie a tutti, arrivederci.